Qui davanti, cari miei, vedete la meta di tra un paio d'ore, bellissimo Monte Corneto. Ecco qua, carissimi, siamo sabato 22 febbraio e una settimana dopo il weekend del mio compleanno torno in escursione e stranamente, parlo al singolare quest'oggi, torno perché, ebbene sì, sono in solitaria dopo l'ultima escursione fatta da solo, addirittura il 1° gennaio dell'anno scorso, nel lungo tragitto da Posina in Val Sorapacche fino al Papa. Ragazzi, non avrei mai detto di essere stato così tanto tempo in escursione con altre persone, mamma mia, non mi sono neanche reso conto. Parto da San Sebastiano a 1400 metri circa per arrivare al Monte Corneto di Folgaria e niente, partiamo, sono 600 metri di dislivello, tranquilli insomma. Monte Corneto 2,15 e a fianco un'ora con più di tempo il becco di Filadone, che infatti ho già iniziato a vedere lungo il tragitto. Intanto correggo un po' di numeri. Innanzitutto la partenza qui a San Sebastiano è a 1300 metri e anche meno, a differenza del 1400 che avevo capito. Invece il Monte Corneto è a 2060, quindi un 750 circa metri di dislivello. Intanto iniziamo il sentiero sterrato. Vedete il paese di San Sebastiano dall'alto. L'area Relax Keula, che abbiamo visto poco fa, è già qui. Vedete un po' di panche, di tavolini. Ecco insomma l'area Relax è tutto qui sotto, questa fascia di terra qui. Poi li termina e noi continuiamo nella nostra marcia. Ecco appena trovata la neve, tanto qui si apre già un bivio. Io vi mostro dopo magari potrete prendere ispirazione. Qui c'è appunto direzione per questa sorgente Mulpok con omonimo giro, quindi qua su, mentre qui sentiero delle Tanz con tanto di didascalia. Poi ragazzi, io vi inquadro, mettete pausa man mano se vi interessa leggere. Dopo 8 mesi e mezzo è tornato il tempo dei ramponcini. Fatto. Bene, adesso qui i ramponcini sarà un gioco da ragazzi. Ecco, adesso ho oltrepassato la prima bella tappa del percorso, adesso proseguiamo tra questi boschi ogni tanto intervallati da qualche radura innevata. Qua subito dopo il Sas Gross mi spunta questa doppia indicazione. Questa
sarà la strada che farò adesso. Qua vedo una vertical Monte Corneto, che presumo sia una direttissima, che però nelle mappe non compare nemmeno, almeno nell'app che uso io non c'è neanche la traccia, però che prosegue super di qua. Boh, io prendo spunto, prendo appunti e dopo a casa mi informerò meglio. Tanto vedo sempre meno tracce di passaggio umano. Ecco, siamo arrivati a Camoa, Monte Corneto 1 ora e 20. Adesso proseguo super di qua. Allora, video non sembra, ma nel cartello Camoa, che già non vedo più a qui, è veramente una bella salitona. Guardate che panorama inizia ad aprirsi al netto della foschia, purtroppo. Ecco, una volta giunto sulla cima più esposta di questo salitone, sono 1790 metri. Ecco, subito dopo i 1800 metri praticamente siamo in cresta. Guardate cosa di punto in bianco mi sono trovato davanti. Mamma mia, che meraviglia. Questo sarebbe il becco di Filadonna visto da sud. (1917 metri), il paesaggio si spalanca, sentite che vento, giù in altopiano il cielo è anche abbastanza sereno, qui vedete queste nubi, un'aria gelida veramente. Guardate che tempo qui ragazzi adesso. Non so se la cima sia questa, adesso farò due passi e andrò avanti a vedere. Guardate che spettacolo, gli alberi qui pieni mughi ammantati di ghiaccio. Mamma mia, eccomi qua, un po' sorpreso devo dire, sono arrivato alle cime del Corneto. Guardate purtroppo che panorama. Però non vorrei dire, ma le nubi più scure hanno iniziato un attimo a dissolversi, vediamo se sparirà un po' di nebbia. Ecco qui allora seduto qui sulle illustrazioni geografiche delle varie montagne. Adesso me le guarderò una a una e dopo anche dall'altro lato. Comunque sono le 12:11, appunto sono arrivato qui finalmente in vetta. Dico finalmente perché da un'oretta a questa parte il sole è scomparso, il vento ha sferzato l'intero percorso e adesso farò una piccola pausa pranzo con un paninetto così. Guardate, vedete tutte le varie montagne, che, come vi dicevo, Monte Toraro fatta, Campo Molon fatta, Spitz Tonesa fatta,
Campolongo fatta, Altopiano in 7 comuni, Montegrappa fatta, Verena fatto, Portole non ne parliamo, Cima 12 nemmeno a dirlo, Cima Vesena idem, Monte Pavione non ancora, Monte Schiara no, Sasmaor no, qua iniziano le montagne che non ho mai fatto, Cimon della Pala assolutamente no, Cima d'Asta sì, ancora la più alta montagna che ho mai fatto finora, Cima Cete no, Marmolada figuriamoci, no, Fravort dovrebbe essere una delle prossime mete, come Groundlight, Sassolungo, Monte Croce, Latemar, e qua andiamo verso nord parecchio, vedete, proprio del Latemar, Ziller, mamma mia, Costa Alta e Lago Rai, però no, nord geografico addirittura, Becco di Filadonna, bellissimo, Vigolana, Similaun, punta finale, questi mai sentiti proprio. Adesso andiamo a vedere quelli dall'altra parte, qua non ne ho fatta nessuna, verso ovest, vediamo un po'. Monte Novegno, a sorpresa, fatto, Monte Maggio fatto, niente italiano dentro austriaco no, Cima Palon sì, Cima Carega anche, 3 volte, col Santo no, e poi vedete le altre, Cima Levante, Piano dei Lessini, Zugna, Finonchio, sì, e qua sono appunto le montagne che non ho mai fatto, ve le mostro così per curiosità. Cima poi omonima e Cima Brenta per finire. Adesso cari miei, la breve pausa pranzo di cui vi parlavo, tiriamo fuori l'acqua perché in montagna ho imparato che l'idratazione è veramente sempre dietro l'angolo. Pallidissimo sole. Cari miei, buon appetito. Ecco qua cari miei, allora pausa pranzo finita, me la sono presa abbastanza comoda, sono le 12:37, vedete qui il pallido disco del sole appunto che c'è, però insiste a esserci questa nebbia, infatti adesso mio malgrado dovrò partire per il ritorno e veramente vado via con una buona porzione di amaro in bocca perché il panorama mi aveva suscitato grandissime aspettative, non pensavo che il tempo fosse così nebbioso, contando che era prevista più nuvolosità in pianura, dove ho visto che il tempo era più chiaro, rispetto a che qui verso nord invece, vabbè, le nubi basse sono veramente un'incognita durante tutto l'anno. Niente, qui dai 2067 metri di questa bellissima, sì, per carità, per quello che si vede è bellissima, e io vi rimando al ritorno adesso e ripeto, vado via con un po' di amaro in bocca. Guardate che spettacolo questa discesa, praticamente rispetto all'andata invece di girare a sinistra sto andando giù dritto. In appena un'ora di ritorno sono già a 1500 metri dai 2060 della vetta, però bisogna dire che appunto ho trotterellato, avete visto in discesa anche un po' adesso qui in questo prato ripido, un po' non camminato ma appunto un po' trotterellato, quindi ho bozzato una specie di trail running
quindi ho impiegato solo un'ora per questo motivo. Intanto qui facciamo una piccola carrellata di indicazioni. Giù Paradiso, vabbè, Passo del Sommo, Cresta a sud-est, Cornetto di Folgaria, Monte Cornetto 1 ora e 30 da qua, Becco 3, San Sebastiano 20, Marga Cornetto di dentro Rudari. Adesso ho spiegato il motivo per cui la salita era ripida in questa maniera. Infatti ho rincrociato la vertical del cornetto, vedete l'indicazione. Finito il ghiaccio, via ramponcini. Eccomi sopraggiunto allo chalet Passo Sommo. Insomma, mancherà un ultimo tratto asfaltato verso sinistra per arrivare all'auto. Ho trovato anche questa installazione riguardo a Vaia. E ultimo tratto, come anticipato, in strada. Jacopo, bentornato a San Sebastiano, con indicazioni in cimbro. Vuoi farmi tutti, guardate che bello sto cartello, ogni tanto lo vedo che salta fuori da qualche parte. In questo paese i bimbi giocano ancora per strada. Meraviglia per gli occhi. Ecco, insomma, cari miei, qui siamo alla fine dell'escursione, vedete il bel campanile di San Sebastiano, santo patrono che rinomina anche il paese. Dunque alle 14:42 e 15.000 passi a termine appunto questa escursione nel pittoresco qua paese di San Sebastiano, appunto. È veramente un bel paese, veramente una bella escursione, anche se il ritorno l'ho fatto diciamo per parte lungo il Cornetto Vertical. Quindi ecco, niente, sono arrivato alla macchina relativamente presto, ritorno un po' coricchiato, dicevamo prima, e niente, io vi saluto, spero che l'escursione vi sia piaciuta. A me appunto resta quel rammarico che vi dicevo prima in vetta, però purtroppo in montagna così è. Dunque vi saluto e vi rimando alla prossima escursione.